Non vedo le stelle da troppo tempo. Il tempo è veloce, ma scorre lento. Sale per ore, sento l'effetto. Per te non provo più sentimento. Ad essere sincero, non provo niente. Mi sento solo. Sono un eco in mezzo a questa gente. Rifletto mentre apre buste. Rifletto mentre apre buste e fumo a luci spente. Giulio Zavatteri. Bellissimo, divertente, di talento. Giulio aveva tutto e il crack se l'è portato via. Buon pomeriggio al papà, a Francesco Zavatteri, uomo straordinario che da quando il suo Giulio non c'è più ha fatto in modo che Giulio ci fosse ancora. Buon pomeriggio. Buonasera, grazie. Grazie di avermi coinvolto in questa trasmissione. Senta, Sì, Senta, dottore Zavatteri, l'onda sì, emotiva è molto spesso facile da utilizzare, no? Le foto di un bambino sorridente, felice, la musica, le scritte, facile. Ma quest'oggi queste cose vanno prese per quello che sono, cioè il fatto che una vita che non c'è più per il crack non era un numero, era una meravigliosa persona. assolutamente. Giulio era un ragazzo splendido, pieno di risorse, sempre divertente, divertito e curioso della vita. Per noi è come se fosse sempre con noi, perché noi lo adoravamo, io e i suoi fratelli. E da quando lui è passato, come io definisco, in una nuova dimensione, abbiamo deciso di commemorarlo, onorarlo e farlo vivere sotto un'altra prospettiva ogni giorno della nostra vita, perché Giulio era un ragazzo veramente importante, aveva un'intelligenza straordinaria e noi desideriamo che lui viva e che sia un esempio per tutti. Questo è un aspetto fondamentale. Senta, dottore Zavatteri, allora Giulio se n'è andato il 15 settembre del 2022 in una strana situazione nella quale incredibilmente lei quella notte non era andato a controllare il suo respiro, a vedere come stava, no? Sembra strano. Incredibilmente quella sera suo figlio l'aveva salutata in un certo modo, lei le aveva dato una buonanotte. Era comunque un momento nel quale nella famiglia c'era la consapevolezza di una situazione grave, importante. Vogliamo partire dal primo segnale che invece lei ha avuto, che nella famiglia si è avuto, di quello che era un disagio che Giulio stava vivendo. Quando si è accorto? Quando è cominciato tutto? Sì, allora Giulio fino a 14 anni era esattamente come lo vedete in foto, sempre sorridente, sempre pronto allo scherzo, al divertimento. Tra l'altro noi anche con i fratelli eravamo molto legati, facevamo spesso delle gite insieme, andavamo a Ficuzza a fare le gite nei boschi col cane, facevamo delle lunghe nuotate, dei viaggi a Pantelleria dove ci divertivamo sempre. Con l'ingresso al liceo Mm.
è iniziata una sorta di malessere perché ci siamo resi conto che aveva della marijuana nello zaino e quindi da lì abbiamo iniziato, forse sbagliando, ad affrontarlo in modo deciso, chiedendogli quali fossero le motivazioni per le quali lui, insomma, aveva iniziato a fumare la marijuana, ma lui, nonostante tutto, ha assunto immediatamente un atteggiamento contrappositivo. Mm. Tant'è che dopo il primo rimprovero, dove lui ci ha affrontato dicendo che noi avevamo violato la sua privacy, quasi lui fosse un adulto e noi bambini da rimproverare, capovolgendo la situazione, da quel momento in poi è iniziato sempre a essere ritroso, a nascondersi, ad assumere degli atteggiamenti in un crescendo sempre più aggressivi. Tant'è che poi è stato valutato ed è stato ricoverato all'ospedale dei bambini, reparto di neuropsichiatria per 3 settimane, e lì sottoposto a diverse visite psicoanalitiche, tutto il resto, esami ematologici, elettroencefalogramma. Tutti i neuropsichiatri dicevano: noi non capiamo bene cosa ha questo ragazzo, perché riscontriamo un moderato stato depressivo, ma al di là di questo una fortissima pulsione per le sostanze, perché lui, che era un ragazzo che spesso si documentava, leggeva, approfondiva gli argomenti che gli interessavano, già a quell'età sapeva tutto sulle droghe, sugli effetti, sulle quantità, tutto, tutto di tutto. E poi da lì è stato, insomma, un crescendo di situazioni che lo hanno portato prima in delle comunità terapeutiche. La prima non era una comunità terapeutica, c'era stata indicata proprio dall'ospedale dei bambini, dicendo che in quel momento, nelle more che si liberasse il posto in quella di Geraci, che noi ritenevamo più idonea, pur non essendo una comunità specifica per ragazzi, per giovani minorenni in dipendenza da sostanze, fu portato in questa che era una casa famiglia Parnico, e purtroppo proprio sullo stesso pianerottolo, nell'appartamento accanto, insisteva la comunità dei dipendenti da sostanze stupefacenti con precedenti penali, e lì lui paradossalmente per la prima volta ha fumato il crack. Quindi mi perdoni, andiamo per gradi. Quindi la dipendenza di Giulio non è stata immediatamente da crack, cioè la dipendenza di Giulio è iniziata con la marijuana. Sì, lui è iniziato con la marijuana, manifestava sempre questa curiosità. Ovviamente all'inizio non ci siamo molto allarmati, perché abbiamo detto vabbè, sarà il passaggio dell'adolescenza, questo desiderio di sfida nei confronti dei genitori, la voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Per cui certo ci siamo allarmati, preoccupati, ma non preoccupati a livelli importanti, perché pensavamo che potesse essere un fenomeno passeggero. Ecco, ma in Io ho quel un momento, ritorno. mi perdoni, le faccio delle domande anche per entrare un po' in quelle che possono essere i dubbi delle famiglie, no? Lei ha detto siamo Certo. andati subito allo scontro, tra virgolette, no? L'abbiamo messo di fronte Sì. a una realtà. Noi sappiamo che tu fai questo, lui si trincera, lui si schernisce e continua il suo percorso. Perché? Perché minimizzano i ragazzi, cioè c'è una tendenza a pensare di potersi controllare. E allora le spiego, sì, oggi purtroppo i ragazzi che hanno tutto, e questo tutto spesso viene donato da noi genitori senza attribuire alcun valore aggiunto, questo processo di adultizzazione, così come definito dal dottore Spinato, che è il direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche, induce ovviamente a questo desiderio di trasgressione, laddove questi ragazzi non ascoltano più la voce o il rimprovero del genitore e si sentono quasi autorizzati alla sfida. Infatti lui da un certo punto in poi ci ha sfidato, lui fino alla fine
mi ha detto: papà, è inutile che fai qualsiasi cosa, io prima dei 25 anni morirò in questo modo, concluderò la mia vita in questo modo. beh, questo Però siccome lui è era un pazzesco. ragazzo che diceva, sì, diceva sempre le cose col sorriso sulle labbra in modo molto, molto sarcastico, ironico, io cercavo di non dare peso perché, cioè, da una parte avevo il presentimento che tutto questo prima o poi sarebbe potuto accadere, alla luce di quanto effettivamente è accaduto in un susseguirsi di situazioni, una più difficile e complessa dell'altra. Senta, ma lei a questo punto pensa, è un po' anomala questa cosa, nel senso che molto spesso, per quello che anche gli specialisti ci hanno raccontato in altri appuntamenti, abbiamo trattato spesso questo argomento, a volte i giovani tendono, come le dicevo, a minimizzare, no? A dire vabbè, ma io tanto smetto quando voglio, io mi controllo. Giulio invece era come se avesse una sfrontatezza, no? Una lucida determinazione che Sì, magari, sì. ed è sicuramente un fatto singolare per quello che poi è il comportamento di massa che viene riferito. Crede che in quel momento, in quell'esatto momento, ci sarebbe voluto altro per Giulio? Cioè lei tornasse indietro, se lo sarà detto milioni di volte, noi genitori Assolutamente. pensiamo sempre di sbagliare, no? Pensa che avrebbe Sì, agito diversamente, adesso sa che cosa avrebbe dovuto fare? sì, Cosa? col senno di poi io avrei dovuto sostanzialmente abbandonare il mio lavoro e dedicarmi totalmente a lui. Mm. Infatti io più volte gliel'avevo proposto, tra l'altro gli avevo proposto che l'estate scorsa saremmo dovuti partire insieme per il Cammino di Santiago sui fratelli, mi ha detto sì, sì, lo faremo, lo voglio fare con te. Se io lo avessi abbandonato tutto e mi fossi dedicato solamente a lui, sicuramente sarei riuscito a salvarlo, perché negli ultimi tempi avevamo un dialogo talmente aperto, talmente, come dire, a un certo punto noi non eravamo più un genitore e un figlio, eravamo due fratelli, due amici che parlavano e comunicavano. Però purtroppo utilizzando questa droga maledetta che è il crack, Giulio aveva il disturbo borderline della personalità, quindi si arriva quasi a una bipolarità, nel senso che lui diceva, affermava, voleva, però da un'altra parte poi faceva il contrario di quello che dichiarava. Infatti lui mi diceva sempre: tu papà devi stare tranquillo perché io, lui ovviamente era trattato farmacologicamente, era in terapia, fino a quando ho le medicine sto bene, tu non ti devi preoccupare, perché tanto io se voglio la droga me la faccio stare anche coi droni a casa in qualsiasi modo. Allora noi per cercare di toglierlo dalla strada per cui spesso andava, proprio per evitare che potesse arrecarsi dei danni o arrecare danni ad altre persone, lo avevamo convinto che aveva gli arresti domiciliari. Avevamo realizzato nella sua camera da letto un impianto di registrazione dove lui registrava pezzi trap, perché tra l'altro Sì. lui suonava diversi musicali a orecchio, eh, componeva dei pezzi bellissimi, molto forti, molto drammatici, che io conservo e spero di poter di riportare in vita, di fare musicare, perché meritano veramente di essere tenuti in considerazione. Poi scriveva delle poesie, scriveva delle bellissime lettere d'amore alla sua ragazza. Aveva sempre veramente nonostante tutto, una grande delicatezza interiore e una grande bontà d'animo, perché in questo percorso di vita dove io ho incontrato anche i suoi amici che hanno fatto uso, alcuni stanno cercando di smettere, quante volte ho sentito dire un suo amico carissimo al quale ha salvato la vita, quando se la stava era lì per togliersi la vita, e mi ha raccontato che ha squillato il telefono e squillava al telefono insistentemente, e a un certo punto lui ha risposto ed era Giulio. Mm. Allora lui gli ha detto quello che stava per fare, e Giulio ha cominciato a dirgli: ma tu ti rendi conto, non fare spiraggi, ti rendi conto il male che faresti a tua madre?
pensaci, guarda, aspettami lì che sto venendo, parliamo. Insomma, lui è riuscito a tenerlo circa un'ora al telefono a parlare ed è riuscito a fargli cambiare idea. Quindi E lo ora ha questo salvato? lo ha salvato. Lo ha salvato. Lo ha salvato, un ragazzo che ha dei problemi familiari importantissimi, che soffre di depressione, attacchi di panico. Io ho conosciuto, ho abbracciato, l'ho portato a qualche scuola con me a parlare con i ragazzi per raccontare la sua esperienza. E io vado dal mese di aprile del 2023 nelle scuole Sì. perché ritengo che condividere questa sofferenza con i ragazzi per fargli capire che la droga non è qualcosa che risolve i problemi, la droga aggrava la tua situazione. E anche perché, come diceva Giulio, Giulio era molto, molto sarcastico e avevamo un rapporto estremamente aperto io e Giulio. E lui mi diceva sempre questa frase che tra l'altro io ho fatto scrivere su delle magliette che ho fatto realizzare con un suo disegno per la casa di Giulio, diceva sempre: devi contestualizzare, ma tu che ne sai che a me la droga non mi fa stare bene? E io rispondevo: Giulio, la droga prima o poi ti presenta il conto, ti può fare stare bene qualche minuto, qualche secondo, qualche ora, ma tra una settimana, 10 giorni, un mese, un anno, qualche anno, prima o poi la droga ti presenta il conto. Dottore Zavatteri, il conto gliel'ha presentato e questo purtroppo non c'è dubbio. Noi adesso ci fermiamo per una pausa e riprendiamo proprio da quella prima dose di crack che Giulio assume addirittura nel centro di Partinico, se non ho capito male. Incredibilmente, dove doveva essere protetto, tutelato, aiutato, questo ragazzo si conosce il crack e comincia questo gioco di up and down. Torniamo tra un attimo. Sì. Va bene. Siamo tornati in studio, siamo con il dottore Francesco Zavatteri, farmacista, eccolo qua, che racconta la storia del suo Giulio, del nostro Giulio. In questi casi ricordiamoci sempre che Giulio potrebbe veramente essere il figlio di tutti noi. Allora, riprendiamo quel percorso. Lei ha detto bene. Ho detto bene? Mi è piaciuto. Sì, il nostro Giulio, perché Giulio è di tutti. Il Giulio è di tutti, è di tutti. Senta. Sì. Allora, sa che non è facile nemmeno per me riprendere. Che facciamo adesso? Riprendiamo da Partinico. Non dovrebbe esserci una comunità del genere, però. Dico una cosa scontata. E allora, le chiarisco un attimo la questione. Sì. Quella di Partinico in realtà non era una comunità, era una casa famiglia. Ah, ok. Dove Giulio è stato portato su indicazione di una dottoressa dell'ospedale dei bambini nelle more che si liberasse il posto a Geraci. Alla comunità di Geraci. Allora, questa qui io l'ho definita il ritrovo degli orfani della vita, perché c'era una situazione terribile c'era per esempio una ragazzina che era abusata dal padre ed era stata tolta al padre, altri ragazzini con situazioni familiari veramente terribili. Giulio, tra virgolette, era quello che aveva una situazione familiare normale. Noi non ci siamo era in un posto molto triste, molto squallido, in un appartamento dietro l'ospedale di Partinico, in una via senza uscita. Quando io, andando ovviamente da genitore, ti preoccupi, vai su Google, digiti il nome della comunità, che adesso non cito neanche perché oltretutto so che è stata chiusa per problemi igienico-sanitari, e quindi vedo una casetta di campagna con delle coltivazioni, con tutte le attività che si svolgevano questi ragazzi, nulla di tutto questo. Era una casa famiglia dove io entravo in una cucina squallida con una tovaglia macerata, dove c'era una collina di tabacco, questi ragazzini che facevano sigarette e fumavano. E io mi sono chiesto volte, ho detto: ma scusate, ma sono minorenni, ma li fate fumare?
No, perché sennò i ragazzini si agitano, poi lei non sa di qua di là. Questi ragazzini non svolgevano alcuna attività tutto il giorno, nulla, dormivano fino alle 2 del pomeriggio, tranne quando non andavano a scuola. Poi alle 5 del pomeriggio li portavano alla spiaggia di Palestrate, li facevano pascolare per circa un paio d'ore e poi li riportavano a casa a cenare e a dormire. L'indomani era la stessa cosa. Giulio ha fumato il crack nella comunità insistente accanto, che era una comunità per tossicodipendenti con precedenti penali, e siccome lui era attratto da questo mondo della delinquenza, usciva da lì ed entrava nell'altra comunità, e lui stesso mi ha detto, perché queste sono episodi che mi ha raccontato lui personalmente nell'ultimo periodo, mi ha detto: sai papà, dove io ho iniziato a fumare il crack? Dice: tu non ci crederai, è stato lì a Partinico. Cos'era il bello di questo, cos'era il bello di questo momento per lui? Cioè, lui che era uno così lucido, no? E che raccontava tanto a lei, che cosa le diceva di quei momenti? Non lo so, non lo capisco, perché non riusciamo a capire, non siamo riusciti ancora a capire se lui aveva una pregressa patologia psichiatrica che ovviamente con l'uso del crack o di altre sostanze si è accentuata, perché non so se lei è a conoscenza, il crack accentua delle patologie che magari non sono ancora neanche state diagnosticate Sì. a livello psichiatrico. Lui è sempre stato un ragazzino sui generis, da quando era bambino, sempre sopra le righe, per carità, sempre molto educato, non manifestava mai aggressività nei confronti di altri ragazzini, né verbale né fisica, non diceva mai parolacce, amava gli animali. Poi dai 14 anni in poi c'è stato un crescendo di vicende, di situazioni, una dietro l'altra, con un altalenarsi, momenti in cui sembrava che fosse rientrato, a momenti in cui esplodeva completamente. Le ha mai detto che voleva vivere, che voleva andare avanti, che voleva vedere un percorso più lungo, che voleva uscire da questo tunnel? Gliel'ha mai detto? No. Mai detto? Mai detto. No. Lui è sempre stato consapevole, mi diceva: papà, tu pensi che io mi faccio trascinare dagli altri? Guarda che non è così, io sono molto consapevole di quello che faccio. E io dicevo: Giulio, scusami, tu ci pensi al dolore che daresti a me, ai tuoi fratelli, perdendo, ti rendi conto? E lui in questi momenti sembrava, per un attimo ti guardava, ti sorrideva e poi rientrava. Io una volta veramente, per disperazione, che sono andato a prenderlo in motocicletta, poi l'ho riportato a casa, ho visto che era strano e io ho detto: Giulio, io non voglio vederti morire così drogato, per favore cerca di cambiare. Lui prometteva sempre, diceva, faceva mille promesse, ma poi purtroppo non manteneva mai. Senta, dove trovava la droga Giulio? A Ballarò? Sì, lui sapeva muovere molto bene Ballarò. Ho scoperto che lo conoscevano tutti, lo chiamavano il ragazzino. Poi lui mostrava sempre un'età maggiore rispetto a quella che effettivamente aveva, perché aveva un atteggiamento molto sicuro di sé, che ovviamente nascondeva una grande difficoltà, una grande fragilità interiore. Quanto costano queste dosi di crack, dottore Zavatteri? Le dosi di crack oscillano tra i 5 euro e il massimo 15 euro. Perché c'è questa diffusione così importante, secondo lei? Che cos'ha il crack? Una facilità di utilizzo, un costo basso, una percezione di sballo immediato? Che cos'è? E allora, il crack intanto viene veicolato da giovani a giovani, viene fumato, e questo è, diciamo, uno degli aspetti
che ne facilita l'assunzione, perché ovviamente oggi i ragazzini già a 10 anni iniziano a fumare le sigarette e anche la marijuana, da quello che so, e quindi il passaggio dalla marijuana al crack è molto facile. Molto spesso lo spacciatore di marijuana vende anche il crack, perché quando viene il ragazzino ad acquistare la marijuana gli dà un pezzetto di crack da provare, facendogli anche credito, dicendo vabbè poi me lo paghi un'altra volta, questo ti farà stare meglio della marijuana, vedi che ti dà uno sballo più bello, e quindi basta la prima fumata. Il crack dà una dipendenza fortissima. Consideriamo che il crack è proveniente dagli scarti della molecola della cocaina, Certo. viene cucinato, come si dice in gergo, con il bicarbonato di sodio e l'ammoniaca. Questo aumenta la temperatura di fusione di questa sostanza, per cui può essere fumata e non si danneggia la molecola e tutte le porcherie che ci mettono, perché usano ovviamente per aumentare la quantità di sostanza e quindi avere un maggiore guadagno. So che mettono di tutto, anche l'acido delle batterie cristallizzato, psicofarmaci, tutto quello che trovano mettono. Che aspetto ha il crack? Il crack ha l'aspetto di come un pezzetto, una scaglia, non so se vi ricordate lo zucchero, quello in zolletta, è come se fosse un pezzetto di zolletta di zucchero, dal colore giallastro, bianco sporco giallastro, e viene spesso avvolto o in pezzettini di stagnole, oppure anche in pezzettini di Domopac, con un allungamento per facilitarne poi l'apertura e quindi poi poterlo fumare agevolmente. Viene fumato o in bottigliette, in lattine, oppure in delle pipette metalliche, o a volte, quando questi ragazzi arrivano a fumare compulsivamente, anche nella stagnola stessa. Viene inalato o fumato. Le caratteristiche, il profilo psicologico di chi fuma il crack è un'alternanza di stati di assoluta euforia a stati di depressione profonda, che vengono chiamati up and down, perché quando si fuma per 10-15 minuti massimo si ha una sensazione di benessere profonda che viene definita da chi lo ha fatto come se fossero 100 orgasmi, e poi il soggetto assume degli atteggiamenti, una facilità, una parlantina, una grande energia vitale, e poi nella fase successiva sprofonda in uno stato di annichilimento e di depressione molto profonda. Senta, dottore Zavatteri, mi perdoni, sì, perché il nostro tempo purtroppo è quasi terminato e io sarei a sentirla davvero per tantissimo altro tempo. Spero di avere altre occasioni, se lei me ne darà la possibilità. Oggi abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale un'intervista all'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il quale ha detto è proprio il vuoto istituzionale tante volte che crea lo spazio, no, per diciamo, no, per altre cose, per situazioni parallele allo Stato, mettiamola così. Parlava ovviamente del traffico degli stupefacenti e oltretutto, oltre ai tanti problemi che in questo momento la città di Palermo vive. Lei sta combattendo con la città al fianco, con tanti cittadini al fianco, penso di dire una cosa giusta nel dire questo. Qualche giorno fa abbiamo registrato con il nostro collega Marco Gullà l'apertura di un centro di prossimità. Chiedo alla mia regia se è possibile, avevo fatto preparare il servizio, non lo mandiamo integralmente ma vediamo solo le immagini di questo taglio del nastro, eccolo qua, prontamente. La regia lo sta proponendo, lo vediamo. È stato un momento, c'è qui lei, c'è il presidente della regione Schifani, c'è parte dell'ARS. Che cos'è questo centro e che cosa significa per lei e per le persone che gravitano attorno alla causa che lei sta cercando di portare avanti?
Allora, il centro che noi abbiamo fortemente voluto con Nino Rocca, che è un nostro associato, e che abbiamo portato sul tavolo dell'assessorato salute, è un'unità di crisi per tutti quei ragazzi che fanno uso di stupefacenti, che sono o in crisi d'astinenza o in crisi psicotica. Questi ragazzi attraverso il CERD possono essere ricoverati fino a 30 giorni, se sono minorenni anche in compagnia di familiare, ed è una start-up perché non esistono in Italia altri centri di questo tipo. Questo è un grande successo perché è un inizio, speriamo anche di altre, perché noi stiamo lottando per avere i centri a bassa, media e alta soglia, che in Sicilia purtroppo non esistono o non esistono, diciamo, di adeguati e certificati. Perché? Perché tante volte io mi sono trovato col mio Giulio in crisi ad andare al pronto soccorso, Certo. pregando di ricoverarlo, e ci liquidavano sempre dicendoci no, ma noi possiamo soltanto fargli una flebo e mandarli via. E lì era un problema perché bisognava inseguirlo per la strada per cercare di convincerlo a tornare a casa. Do- Ne ho passate di situazioni di Dottore, questo tipo. dottore Zaratteri, dobbiamo fermarci, grazie, grazie, grazie davvero. Gra- Continui Grazie a voi. fortissimamente con questa attività che io posso dire veramente lei porta avanti con una forza e una dignità straordinaria, forse tuffandosi in quella frase d'apertura della nostra clip che abbiamo rubacchiato nei suoi profili social, a mio padre, il quale indiscutibilmente e a prescindere da tutto amerò sempre. Grazie e continui davvero così. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Un buon pomeriggio a tutti voi, il nostro Focus tornerà la prossima settimana, martedì.